Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario ancora gli effetti del maltempo. A seguito dell'esondazione del fiume Muson dei Sassi nel comune di Campo San Piero, la cui massa d'acqua si sta riversando sul fiume Muson Vecchio che attraversa anche Mirano, il comune di Mirano ha disposto alcune misure di prevenzione, tra cui la chiusura dei parchi storici di Villa Belvedere e Villa 25 Aprile, nonché la sospensione di tutte le attività organizzate dalle società sportive. È già stata posizionata una barriera di sacchi di sabbia a protezione della zona del bacino delle barche a Mirano, invitando la cittadinanza a evitare gli spostamenti non necessari. Gli eventi previsti nella giornata odierna sono annullati, si legge in una nota ufficiale. E il centro funzionale decentrato della regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica fino alle 14 di sabato 18 maggio. Allerta rossa per il rischio idraulico e allerta gialla per il rischio idrogeologico. La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo scaricabile nel proprio sito ufficiale. Inoltre è possibile scaricare l'allerta emessa dal centro funzionale decentrato all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Venezia ha controllato 12 attività nel sestiere di Cannaregio. Più dell'80% sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico in violazione al regolamento canone unico patrimoniale di concessione, per installazione di pubblicità senza la prescritta autorizzazione e per esposizione di minori producenti le immagini dei piatti proposti in violazione a quanto disposto dal regolamento Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia che, come il Codice dei Beni Culturali, mira a tutelare il decoro della città storica e del suo patrimonio culturale in primis. Tali violazioni hanno reso necessaria l'emissione, come detto, di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 8.000 euro. Voltiamo pagina. Gli apicoltori scendono in piazza per salvare il miele tricolore con iniziative nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale delle Api che si celebra il 20 maggio. L'obiettivo è far conoscere ai cittadini tutte le meraviglie della bee economy, un comparto del Made in Italy fondamentale per la difesa della biodiversità, ma oggi messo a rischio dalle importazioni selvagge di prodotto straniero e dai cambiamenti climatici. L'appuntamento nel Veneziano è previsto per domani sabato 18 maggio al mercato agricolo di Campagna Amica a Mestre in via Falabindese 3-5 dalle ore 9 alle ore 12.30 con l'apicoltore Emanuele Marchesan che effettuerà la smielatura per far vedere ai clienti e ai visitatori il lavoro delle api. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.